Grazie. Consentitemi prima di tutto di dire due parole soltanto, collegandomi a quello che diceva Loretta Mussi, anche l'amico francese. Io sono stato fra coloro che hanno cercato di mettere in piedi la campagna di boicottaggio accademico e il risultato è deprimente, ma non mi stupisce perché purtroppo l'Accademia italiana è veramente in uno stato pietoso, veramente. L'atteggiamento scientista ma provinciale poi tutto sommato degli scienziati, parlo degli scienziati per quelli che conosco italiani, è veramente una cosa di enorme squallore. Io mi ci sono scontrato tutta la mia vita professionale e questa è stata un'ulteriore conferma, ma non mi stupisce. Però non bisogna mollare, bisogna cercare, perché sarebbe molto importante. Israele chiaramente ha una grossa, come dire, un grosso orgoglio in campo scientifico, tecnologico, e sarebbe molto importante poter scalfire questa ideologia. Dal punto di vista militare credo sia sotto gli occhi di tutti il fatto evidente che per la politica che Israele sta conducendo la potenza militare è fondamentale, quindi Israele è veramente una potenza militare, un paese militarista e militarizzato, il che non vuol dire che poi non possa perdere, come abbiamo visto anche recentemente, le guerre. D'altra parte gli Stati Uniti non hanno più vinto una guerra dopo la seconda guerra mondiale, quindi non stupisce che poi la potenza militare possa essere scalfita, e questo ci deve anche dare, come dire, fiducia e coraggio per il futuro, perché in qualche modo il ruolo di Davide e Golia, su cui si basa molto l'ideologia israeliana, è rovesciato oggigiorno rispetto alla leggenda a cui gli israeliani si rifanno. La cooperazione militare di Israele avviene praticamente con tutto il mondo, perché l'abbiamo visto, l'abbiamo sentito anche dagli interventi precedenti, insomma tutti i paesi, in particolare quelli europei, per non parlare degli Stati Uniti, sostengono anche la militarizzazione e cooperano militarmente. L'Italia ha un accordo di cooperazione militare che si sviluppa anche questo nel campo della ricerca. Ecco perché è importante, quello che dicevo prima, il boicottaggio accademico. Guardate che le ricerche di carattere militare sono coperte da segreto sostanzialmente, non si conoscono, non si sa su che cosa, a volte hanno anche dei nomi apparentemente neutri, ma sono profondamente invece immerse e coinvolte in problematiche militari fondamentali, di programmazione militare, oltre che di materiale militare. Per quello che riguarda il materiale militare, credo che tutti abbiate sentito recentemente il contratto che è stato fatto con la Aermacchi per la fornitura di aerei cosiddetti di esercitazione, ma che in realtà sono aerei militari a tutti gli effetti, che possono essere anche come dire, convertiti, adattati per missioni militari. C'è stato non più tardi di un mese fa, il 13 di ottobre, una manifestazione a Varese, nella località dove c'è l'Aermacchi, insomma, contro questa cosa. Quindi il problema è vivo e bisogna... tenete conto che questo contratto che l'Aermacchi ha fatto ha la contropartita, perché poi l'Italia comprerà da Israele materiale militare per una cifra equivalente, quindi è veramente una cooperazione a tutti gli effetti. D'altra parte Israele coopera anche ormai strettamente con la NATO, con l'Alleanza Atlantica, partecipa alle esercitazioni. Per quello che riguarda l'Italia, Israele, i caccia israeliani si esercitano in Sardegna, nel famoso poligono di tiro che è sotto, come dire, anche quello fa parte di campagne anche italiane. Cerchiamo le basi per liberarsi di queste, ci sono anche delle azioni legali, un'avvertenza giuridica anche che riguarda il poligono di
Quirra in Sardegna, ma adesso a parte questo che vorrebbe dire divagare, gli israeliani si esercitano e si esercitano perché le missioni che dovrebbero poi eseguire in Iran se Israele deciderà col via libera o meno degli Stati Uniti di attaccare gli impianti nucleari israeliani. Ma non più tardi di qualche giorno fa c'è stata un'altra esercitazione, perché ce ne sono moltissime. Antonio Mazzeo, che è un giornalista estremamente sensibile e aggiornato, ha appena postato un articolo che potete trovare facilmente, penso, in internet. È stata un'esercitazione ad Haifa, nel porto di Haifa, nelle acque antistanti, di sommozzatori, palombari di sub per italo-israeliana per esercitazione contro il terrorismo. Il terrorismo è sempre richiamato come un pretesto buono per tutti gli usi, no? Naturalmente sappiamo che dietro ci sono ben altre intenzioni. Le forniture militari, le cooperazioni militari di Israele chiaramente vanno ben oltre a quelle con l'Italia, e ce ne sono alcune che sono veramente fondamentali. Non so chi di voi sappia che la Germania nell'ultima decina d'anni ha, non si può dire venduto perché ha praticamente ceduto a prezzi proprio stracciati, uno addirittura regalato, credo, dei sommergibili a propulsione diesel, ma estremamente moderni, fabbricati, costruiti in Germania, dotati di tutti i sistemi più moderni e che sono stati positivamente adattati per essere armati di missili da crociera a testata nucleare. Quindi Israele a questo punto ha anche una forza nucleare basata in mare, praticamente indistruttibile, che è anche importante per, adesso la richiamerò brevemente, un altro punto, un altro aspetto molto importante in cui Israele collabora con gli Stati Uniti, ma anche con l'Italia. C'è anche una collaborazione, sono le difese contro gli attacchi dei missili. Addirittura Israele ha sistemi più moderni, uno addirittura lo sviluppa in collaborazione con gli Stati Uniti, e addirittura sta anche impiantando, o ha impiantato, adesso non so le ultime notizie, un sistema che addirittura dovrebbe intercettare i razzi che vengono lanciati dalla striscia di Gaza. Quindi insomma anche su questo terreno è all'avanguardia, è collegato con le grandi potenze e sulle tecnologie più moderne. Chiaramente l'arsenale nucleare è uno dei punti di forza più grandi di Israele, perché è quello che, al di là della potenza militare convenzionale, che appunto, come abbiamo visto, può anche essere battuta, che